Eder, Mac, Pallister. Ha mostrato la nostra vita, quello che noi in tanti anni insieme abbiamo vissuto, avevamo avuto momenti felici, ma tanti. Eppure Sebastiano, tu hai detto che lei ultimamente era strana, ma era strana o non era strana? Lasciamo perdere questi discorsi perché adesso è il momento di pensare ad altro. Capisci, lascia perdere. Cerchiamo di fare le domande giuste perché ci troviamo in un momento particolare. Di conseguenza adesso io spero di non trovare il corpo di Lily, però sto soffrendo lo stesso, anche se magari non è lei. Comunque notizie di lei non ce l'abbiamo, no? Anche oggi sono andato in questura a segnalare una cosa strana che è successa e questo magari ve lo racconterò, ho già riferito all'amico qua. Io ho ricevuto una telefonata stanotte 2:39, ma avevo il telefono in silenzioso, vibra. E stanotte è la notte l'unica notte che ho dormito. Il telefono con la vibrazione, quindi se per caso Lily fosse stata rapita e si fosse liberata, avrebbe dovuto chiamarti in orario d'ufficio, perché di notte non le avresti potuto rispondere. A un certo punto sono andato a dormire, non so, mi pare alle 10 di sera, mi sono messo lì, ho sofferto molto perché vicino a me c'è il cuscino di Lily, il suo pigiama che ho voluto tenerlo vicino a me, poi mi sono addormentato e mi sono svegliato stamattina. Evidentemente stavo riprendendo un po' le mie forze che ho perso in questo periodo qua. E questo numero qua, io mi sono accorto la mattina perché mi sono svegliato, ho preso il telefono e ho visto che c'era questa chiamata. Ho detto, sarà qualche giornalista, qualcosa, ma a quell'ora ho detto, ma chissà. Allora io ho richiamato questo numero, non ho avuto risposta. E a un certo punto ho pensato e a un certo punto sono andato in questura, ho telefonato in questura, gli ho detto guardi ho trovato un numero strano non conosciuto e lei mi ha detto passi in questura, sono andato in questura, ho fatto una deposizione, ho dato il numero e dopo mi hanno chiesto delle foto, più che altro dei video che ho dato e poi niente, mi sono trovato con queste troupe, ero d'accordo di vederci oggi, ho fatto un casino perché ho detto a due troupe la stessa ora e chiedo scusa di questo perché mi sono un po' imbambolato e queste cose qua. Niente, adesso abbiamo risolto perché abbiamo fatto una diretta quasi tutte e due troupe hanno fatto la diretta, ho voluto che tutte le cose venissero fatte come era previsto. E niente, mentre eravamo lì ho ricevuto la telefonata qua dall'amico, che ringrazio, è l'unico che mi ha avvertito di questo, l'unico. Io non sono stato chiamato dalla polizia di queste cose qua. E mentre, pur trovandosi a poche centinaia di metri da dove forse è stata ritrovata Lily, Sebastiano si preoccupa di più di giustificare i suoi orari errati dati alle truppe, giunge la polizia. Sì, va bene. Speriamo che io sono libero. Chiedo scusa, adesso Si date un attimo adesso di... esco. Grazie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.